Ci sono le fiere che sono ferme praticamente dallo scorso febbraio e poi un esercito pacifico di persone e di attività che in Veneto rappresentano 18.000 aziende con partita IVA, delle quali circa 1.500 a Venezia, tra banchetti di souvenir e mercati zonali in difficoltà economica. Una delegazione del gruppo organizzato Imprese Autonome, in pratica venditori ambulanti e all'aria aperta, si è dato appuntamento nel pomeriggio in campo Santo Stefano a Venezia per un flash mob. Vogliamo che il governo si renda conto che ci ha dimenticato per quanto riguarda le fiere da febbraio, per quanto riguarda i mercati ci ha dato una piccola apertura di 3 mesi per l'estate, ma ora ci ritroviamo di nuovo ad essere, a non sapere dove andremo a finire. Perché sì, tu mi permetti di fare mercati nelle aree gialle, noi siamo presenti in tutta Italia, nelle aree rosse proprio non si può lavorare. Tutti i partecipanti hanno manifestato mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina nel pieno rispetto dei protocolli vigenti. A dare loro compagnia tante sagome di polistirolo, ognuna delle quali in rappresentanza dei colleghi costretti a non lavorare o in crisi. Abbiamo famiglie, abbiamo mutui, abbiamo spese e non sappiamo come affrontarle. Noi non chiediamo aiuti di Stato, noi chiediamo di poter lavorare seguendo delle precise linee guida, anche perché acquistare al mercato in piazza è una delle cose più sicure che esista in questo momento di pandemia. Vogliamo che nessuno in Veneto muoia di Covid, la loro esortazione alle istituzioni locali, ma non possiamo nemmeno morire di fame, come invece sta accadendo. Contestati gli ultimi DCPM, chiesta maggiore attenzione del governo anche sui ristori e codice Ateco, il settore si sente dimenticato.